Il rinvio di una seduta consiliare a Favara ormai non è più una notizia di primo ordine. Ieri sera, ad esempio, per la quinta volta i 30 membri di Aula Falcone Borsellino erano chiamati ad approvare il conto consuntivo 2013, strumento finanziario che a causa dei ritardi sulla sua adozione ricordiamo essere stato commissariato dalla Regione. Noncuranti del grave deficit finanziario dell'ente, nell'ambiente seminterrato del Palazzo di Città, la seduta è nuovamente caduta per mancanza di numero legale, con ulteriore aggravio di spesa per i cittadini che dovranno pagare circa 10.000 euro tra gettoni di presenza, energia elettrica e spese per il personale delle 5 sedute andate a vuoto. Un vecchio detto popolare forse riesce meglio di ogni altro termine a indicare la condotta che ben si addice alla maggior parte di questi rappresentanti politici. Un nanno russura. Oltre ai soldi che i favaresi pagano ai consiglieri, bisogna aggiungere anche quelli destinati al commissario inviato dalla regione, le cui spese sono a carico del comune. Ma quando si tratta di denaro pubblico, i membri di Aula Falcone e Borsellino non badano a spese. Gli abitanti favaresi nel tempo e in ogni luogo si sono fatti apprezzare per la loro generosità. Nel caso dei politici locali, la collettività ha regalato loro la possibilità di lavorare nell'interesse della città o per il bene della città, come si usa dire in tutte le campagne elettorali. Intanto a Favara continuano le emergenze, cimitero senza loculi e carenza idrica sono ad esempio solo due dei frutti della pessima gestione politica del territorio. A questi si possono aggiungere tanti altri problemi, ma l'elenco sarebbe troppo lungo e rischieremo di annoiarvi. Pazienza, tanto stasera ad Aula Falcone e Borsellino la storia si ripete. La pubblica adunanza proseguirà, anzi, forse inizierà i lavori. E se il conto consuntivo non passa, che fretta c'è? Si approverà entro i termini imposti dal commissario. Mica saranno così irresponsabili da rinunciare al privilegio di lavorare per il bene della città.